Da che ambiente familiare provieni? Sì, è presto detto. Mio papà abitava qua vicino a Udine, a Rizzolo, frazione di Reana del Roiale, e figlio di un modesto, ma nello stesso tempo anche importante, se vuoi, come ruolo che aveva in paese, nel senso che gestiva l'unica osteria che non solo era un'osteria, quindi punto d'incontro, eccetera, ma anche alimentari, tabacchi, eccetera. E mia mamma invece, San Vito al Tagliamento, provincia oggi di Pordenone, maestra, con una famiglia che la vedeva con due sorelle minori, anche loro maestre, ma soprattutto con un fratello che poi riuscirà a fare il medico e sarà medico a San Vito per più di 40 anni. E, grosso modo questa è la mia famiglia, diciamo estrazione sociale modesta e con ambizione anche di crescita, vedi appunto lo zio medico e con anche un successo nell'ambito locale abbastanza importante. Quali erano le opinioni politiche dei tuoi familiari? Io non ho mai saputo esattamente, pur avendo sollecitato, insomma, non in maniera pressante, ma non ho mai saputo che cosa abbiano votato mio papà e mia mamma. No, ho avuto anche il sospetto che né l'uno rispetto all'altro non sapessero, magari poi dopo erano cose che discutevano tra di loro, certamente non in mia presenza, ma la mia sensazione è che non ci fosse un dialogo rispetto a questo punto. La vita politica consisteva sostanzialmente nell'andare a votare quel determinato giorno. Per il resto io credo di percepire da bambino, ma anche da ragazzo, non dico una diffidenza nei confronti della politica, ma forse semplicemente un'estraneità nei confronti della politica. Non qualcosa di particolarmente negativo, certamente qualcosa che aveva uno scarso impatto con la vita di ogni giorno. Proprio io percepivo qualcosa di diverso, profondamente diverso, che non interferiva minimamente rispetto alle esigenze del quotidiano, alle aspirazioni, ai desideri. Sì, direi così, nel senso che non necessariamente un riflesso negativo. Io comunque lo percepivo come da bambino e anche da adolescente, come un qualcosa di estraneo a me, una cosa che mi riguardava poco, di cui non si aveva timore necessariamente, ma che però la vita continuava anche senza la politica. Ho un ricordo preciso, che è questo, ed è l'unico elemento politico vissuto all'interno della scuola. Mi ricordo che una mattina siamo arrivati, io e mio padre, che la strada la facevamo insieme, fino a scuola, ed era stato proclamato uno sciopero degli studenti. E c'era uno studente più avanti, maggiore di media età e anche di classe, che in qualche modo persuadeva anche con atteggiamento di chi quasi impedisce, insomma, l'ingresso a scuola. Lo sciopero era stato proclamato per la pace nel mondo contro le atomiche statunitensi. Mi ricordo perfettamente questo elemento. E in effetti mio padre, che come dire, poco sensibile rispetto a questi temi, oppure semplicemente da buon padre di famiglia che manda il figlio a scuola a prescindere, insomma, tu vai dentro e gli studenti che in qualche modo cercavano di persuadere o impedivano oppure scoraggiavano, ecco, diciamo, con il loro atteggiamento l'ingresso a scuola, ha aperto la strada, io sono entrato, insomma. Questo è l'unico elemento che io ricordi ma
in effetti, al di là di questo episodio, io non ho ricordi di discussioni politiche. Può darsi anche che questo dipenda dalla mia diffidenza ereditata in qualche modo dalla famiglia, oppure se non diffidenza, una distanza rispetto a questi problemi, insomma, ripeto, può darsi che sia stato un atteggiamento personale, non sarei in grado di giudicare il clima politico, può darsi che le discussioni esistessero ma che io non ne sia venuto a conoscenza, insomma. Io alla scuola media fatta a San Vito al Tagliamento, provincia di Pordenone, quindi un paesotto grosso, ma tutto sommato un paesotto, insomma. Ero bravo, ma non particolarmente eccelso. Finita la terza media, non ho ricordi che io sentissi la necessità di proseguire gli studi. Di fatto è stata mia mamma, i miei genitori, ma soprattutto mia mamma, che ha avuto un ruolo importante in questa scelta, cioè io ho seguito semplicemente la scelta. La scelta è stata quella di frequentare il liceo classico a Udine. Perché? Il liceo classico ancora oggi a Udine, è situato vicino al Genio Militare, alla sede del Genio Militare. Mio papà in quel tempo, ha lavorato per lungo tempo, ha lavorato appunto al Genio Militare. Quindi mia mamma, primo, si sentiva in qualche modo rassicurata dal fatto che andassimo entrambi la mattina, io a scuola e lui a lavorare appunto al Genio Militare. La seconda cosa che ho capito dopo perché mia mamma non me l'ha detto subito, il segreto inconfessato e non confessato per un certo periodo è che io seguissi le orme dello zio. Lo zio ha aperto la strada facendo il liceo classico a diventare medico, io ero destinato, nei suoi intendimenti, a diventare medico. Io venivo dal paese e sentivo anche il peso di venire dal paese, ma lo sentivo perché vedevo che i compagni di classe di Udine erano molto affiatati tra di loro e pensavo che, essendo affiatati tra di loro, in qualche modo snobbassero noi venuti da fuori. Dopo ho scoperto in effetti che, dato che si conoscevano da prima, semplicemente avevano dei rapporti già consolidati tra di loro, e devo dire la verità che con il procedere degli anni del liceo ho capito che c'era dal loro punto di vista un'accoglienza nei confronti nostra, che io all'inizio non ho percepito, ma poi dopo è diventata abbastanza evidente, soprattutto andando avanti, insomma, nel tempo. Ma non c'erano né nelle intenzioni né nei fatti effettivamente nessun atteggiamento non so, di rifiuto, semplicemente di distanza anche nei confronti di noi che venivamo da fuori, che eravamo una minoranza. Poi in effetti all'inizio abbiamo fatto lega tra quelli venuti da fuori, insomma, banco insieme, eccetera. Però il rapporto era buono, forse io all'inizio l'ho percepito in termini di distanza, dopo. Quali erano in quegli anni le opinioni politiche tra i giovani a San Vito al Tagliamento? I miei riferimenti erano a San Vito, a cui abitavo, Pordenone, in cui andavo qualche volta. Lì c'erano dei circoli cultural-politici, diciamo, più culturali che politici, ma anche con qualche risvolto politico, a cui io tenevo molto. Poi io vivevo la vita dell'oratorio. Per me l'oratorio è stata un'esperienza importantissima. La prima esperienza, tra virgolette, politica, che non era politica naturalmente, ma era così religiosa, educativa, ecco, questo sì. A San Vito io ho contribuito a fondare, non certamente promosso, ma sicuramente contribuito a fondare
Alcuni di questi circoli, che cambiavano anche poi nome naturalmente, che avevano sia incentrati, diciamo, che avevano come sede sia l'oratorio, oppure potevano avere anche una sede diversa dall'oratorio, ricostruendo a posteriori la sede della Democrazia Cristiana di San Vito. Ci aveva riservato, per così dire, uno spazio dove, a dire la verità, non c'era nessuna, come dire, influenza diretta rispetto alla politica o all'amministrazione del tempo, semplicemente come un'offerta di spazio culturale che noi potevamo gestire secondo i nostri interessi, le nostre curiosità, le nostre passioni, insomma. Io mi ricordo per esempio di aver presentato un libro che per me è stata un'esperienza importante, anche proprio come parlare in pubblico poi di adolescenti o giovani con qualche anno più di me, insomma. All'interno di questo circolo c'era sicuramente qualcuno più politicizzato, però l'idea era comunque che alla politica si arrivasse, non dalla politica si partisse. Questa è la cosa importante, cioè il tipo di approccio era culturale, magari con attenzione al sociale. Adesso noi non l'avremmo chiamato così a quel tempo, l'avremmo chiamato semplicemente culturale in senso lato, però questo era il tipo di approccio. Alla politica si poteva arrivare, ma come dire, ciascuno arrivava, lo spirito era questo, ciascuno arrivava per suo percorso personale se riteneva di dover aderire, non necessariamente facendo parte di questi circoli che appunto variavano di nome anche spesso, insomma. Negli anni 60 e 65, i miei anni del liceo, cominciavano i rapporti con Pordenone. I rapporti con Pordenone erano sostanzialmente incentrati sul mondo cattolico. Mondo cattolico che peraltro in quel tempo a Pordenone era particolarmente aperto perché forse nel 64-65, ultimi anni liceali, insomma, è stata aperta la Casa dello Studente. La Casa Studente che era gestita sicuramente da un prete, questo è certo che ancora là, tra l'altro, è importante il ruolo che ha avuto a Pordenone, che però aveva non semplicemente l'accortezza, cioè non era una tattica, era una profonda convinzione. Cioè mi metto a disposizione della città e quindi con un'impronta chiaramente cattolica, ma in cui c'era accoglienza nei confronti di tutti. Infatti nella Casa dello Studente erano ospitati giovani di varie provenienze e anche accolti con grande rispetto e con un atteggiamento come dire, di assoluta comprensione nei confronti di qualsiasi idea esprimessero, insomma. Mia mamma ha capito subito, me l'ha detto dopo qualche anno, che se io ero in qualche modo, come dire, condizionabile, guidabile, non so, come dire, pronto anche a obbedire rispetto a certe scelte magari quotidiane di ogni giorno, mi adattavo, insomma, ecco, non sarei mai stato disponibile a adattarmi rispetto a scelte fondamentali. Questo io avevo capito molto bene che nella vita di ogni giorno i rapporti bisogna mantenerli, quindi mia mamma piuttosto severa, anche mio padre piuttosto severo, anche se con un atteggiamento diverso, lì non si poteva molto, come dire, sgarrare, uscire da quelli che erano i binari già delineati. Rispetto a scelte fondamentali nessuno mi ha proprio, non mi ricordo, non c'è stata discussione in famiglia, insomma, quello che sceglievo andava bene, anche perché bisogna dire che, io questo l'ho capito dopo, c'era in fondo, cioè l'ambizione era la laurea, diciamo, e se c'era già lo zio laureato, un altro laureato, sia pure in una materia diversa, comunque andava bene, insomma. La scelta della facoltà è stata condizionata sostanzialmente
dagli studi fatti al liceo, la presenza preponderante delle materie letterarie e anche il modo con cui venivano, come dire, presentate le materie scientifiche come chiaramente subordinate rispetto alle materie classiche, di fatto precludeva comunque o invitava a evitare la scelta in qualche materia scientifica, anche se in un certo momento mi aveva affascinato la chimica. Era anche il periodo in cui i chimici, c'era il premio Nobel della chimica italiano, per cui un certo fascino potevano esercitarla. Dopo in effetti anche la relativa abilità, insomma, che non era massima, ma comunque nei confronti di latino e greco è stata quella che ha determinato. Poi dopo ho capito che io ho scelto anche perché mi piacevano latino e greco, ma in effetti mi sarebbero piaciute le lingue. Le lingue si facevano come si facevano quella volta e quindi le lingue sono state le lingue morte, insomma, che hanno determinato. È stata una scelta, come dire, proseguiamo in una strada che già conosco. Ecco, questa era la vita di mio zio è stata assorbita completamente dall'ospedale, è una cosa interessantissima, cioè lui nei confronti dei nipoti un atteggiamento molto affettuoso, ma solo di domenica nel momento in cui ci si vedeva un attimo e quindi nessuna discussione rispetto al prosieguo degli studi assolutamente. E ho capito che l'università era tutt'altra cosa rispetto al liceo. Il liceo noi l'abbiamo vissuto, o almeno io l'ho vissuto come molto nozionistico. Tra l'altro lo studio mnemonico era, come dire, non dico prevalente, era esorbitante rispetto a ogni altro tipo di studio, anche ragionato. C'era pur del ragionamento nella memoria, ma insomma la memoria prevaleva sul ragionamento. Io avevo una memoria a quel tempo veramente notevole, quindi mi trovavo a mio agio. L'università è stato un momento di apertura culturale nell'immediato, proprio nello specifico delle materie parlo. E di questo mi sono accorto subito. Devo dire la verità che l'Università di Padova a quel tempo aveva anche dei maestri di grande livello rispetto ai quali gli insegnanti di liceo hanno perso subito ogni alone di prestigio e alcuni effettivamente poi non erano di altissimo livello tra l'altro e quindi proprio il salto tra il liceo, pur nel complesso sicuramente assolutamente dignitoso, e l'università è stato notevole, questo dal punto di vista culturale. E poi dopo io mi sono trovato in mezzo. Risiedevo a Padova, pur avendo la possibilità, non solo teorica ma anche pratica, di non frequentare, molti studenti non frequentanti di fatto erano diventati insegnanti alle scuole medie, perché era da poco entrata in vigore la legge che introduceva la scuola media unica. Probabilmente sono stati dei calcoli sbagliati pensando che la legge trovasse attuazione molto lentamente. Tutti i comuni invece hanno aperto, di fatto, molti comuni, insomma, se non proprio tutti, hanno aperto, hanno istituito la scuola e l'hanno aperta. C'era molto bisogno di insegnanti, molti studenti universitari hanno insegnato in quel periodo lì. Io ho scelto una strada diversa perché avevo fretta, nel senso che l'imperativo, che non era esplicito, però era palesemente evidente anche se sottinteso, era 4 anni dopo la festa, diciamo così, che poi era una festa relativa, è finita, nel senso che la famiglia, ripeto, senza grandissime pressioni, però insomma gradiva che concludessi rapidamente gli studi, insomma. A posteriori era una preoccupazione fuori luogo, ma capisco che
come dire, c'era nel mio paese San Vito, provincia di Pordenone, Paesotto, tutto quello che vuoi, c'era la storia di universitari di lunghissimo corso che non finivano più. Noi non potevamo permetterci dei lussi, ammesso che ci fossero dei lussi di questo genere. Che tipo di rapporto c'era tra l'Università di Padova e la città? La mia sensazione, però, qua andiamo a sensazioni, Padova ha sempre avuto nei confronti degli studenti un atteggiamento ambiguo, in questo senso che quando tu hai i numeri di frequenza a Padova in quel tempo lì, c'era una fetta non propriamente piccola di gente che, come dire, ne ricavava un reddito, affitto delle case, ristoranti, eccetera, quindi voglio dire, padovani, come tanti, come tutti, probabilmente sono sensibili, insomma, ancora, e certamente lo erano in quel tempo, insomma, rispetto a questo indotto economico. Nello stesso tempo gli studenti, come dire, per definizione cedono, insomma, e quindi qualche manifestazione nel passato di goliardia avrà dato qualche fastidio, insomma, sicuramente i rapporti. No? Poi questi erano degli estranei che venivano lì, andavano via, cambiavano in continuazione, quindi, come dire, chi non era proprio interessato direttamente, qualche, come dire, elemento di fastidio può averlo avuto. E in quei tempi lì, insomma, poi le cose erano anche un po' diverse, insomma, io ho visto la polizia schierata, insomma, di fronte alla facoltà di Magistero, devo dire la verità che mi ha fatto impressione, perché i tempi erano di quel tipo lì, agli occhi, col senno di poi, si può dire che le cose erano, come dire, tutto sommato accettabili, insomma, per le cose gravi che sarebbero, in rapporto alle cose gravi che sarebbero successe. Però, insomma, Padova come città credo non sia stata felicissima nel 68, sicuramente. Allora, il mio ambito è quello della facoltà, la vita cittadina non la frequentavo in maniera tale che potesse in qualche modo giustificare come dire, il fatto che mi accorgessi che stava crescendo all'interno della facoltà, sì. E cominciavano delle discussioni, cioè cominciavano dei dibattiti tra gli studenti. In senso lato a Padova nel 65, primo anno e forse anche inizio del secondo, nulla, nel senso che almeno come vissuto personale, naturalmente poi non saprei dire se in quel tempo ci fossero già c'erano delle rappresentanze studentesche, in effetti, per dire la verità, l'ho saputo dopo, ma nei confronti della vita dello studente medio, diciamo così, o comunque mio, ecco, diciamo più che medio, io non ho percepito niente come dire, di nessun particolare aspetto rilevante nel clima politico. Può darsi che dipendesse anche dal mio atteggiamento, tutto sommato più preoccupato di entrare nel meccanismo culturale, anche dico, poi nell'espletamento degli esami, la frequenza delle lezioni, eccetera, piuttosto che da uno scarso impatto degli organismi che pure esistevano, probabilmente degli organismi studenteschi nei confronti degli studenti. Insomma, io non ho mai avuto occasione proprio di essere in qualche modo intercettato da qualcuno che fosse attento alle esigenze degli studenti, no, questo no. C'erano ancora, diciamo così, elementi di tipo goliardico a Padova, che ha una lunga tradizione in questo senso? Dunque, stiamo parlando nel 65-66, e la sensazione mia è che negli anni immediatamente precedenti, forse magari spostiamoci indietro, 60, 61, 62 e prima ancora, la goliardia
usiamo questo termine che poi insomma rende l'idea anche, fosse un tantino più pesante, esercitata dai vecchi nei confronti delle matricole. Si narravano delle cose che poi dopo venivano ingigantite, questo può darsi benissimo, però la vera differenza è che negli ultimissimi anni, diciamo 63, 64, 65, 66, il numero delle iscrizioni all'università era esploso e quindi anche, come dire, può darsi che questo abbia in qualche modo determinato un clima diverso, un atteggiamento anche diverso, un clima diverso nei confronti dei nuovi arrivati. Quali segnali di tipo politico hai colto già nel 67 a Padova? E io ho conosciuto il 68, non ancora il 68, devo dire la verità, paradossalmente attraverso un insegnante, anche se, come dire, a posteriori evidentemente c'era un dibattito che stava crescendo. Può darsi benissimo che questo insegnante avesse colto all'interno degli organismi studenteschi un tipo di discussione che esigeva la trattazione di questi temi. Io dico questo, insomma. Questo è stato il mio primo segnale, prima ancora del 68, insomma, perché a Padova è cominciato, se no può darsi che, ma non credo di sbagliarmi, è cominciato un po' prima, era Natale del 67, ma su questo non mi sono mai preoccupato di stabilire il nesso. Il primo segnale che io ho percepito, che forse mi rimane, come dire, particolarmente caro tra l'altro, ma è stato un po' curioso. A quel tempo frequentavo, mi ricordo benissimo, didattica del latino, materia tenuta da lo stesso docente di letteratura latina, il quale non saprei ben dire perché il nesso lì per lì mi è sembrato un po', come dire, molto labile. Dopo ho capito che poteva esserci un legame, ma all'inizio non avevo capito, insomma, che questo tipo di relazione. Questo docente introduce, almeno ai miei occhi improvvisamente, lettere a una professoressa, Don Milani. Per me è stata una scoperta e ho capito subito, devo dire la verità, forse aiutato anche dall'insegnante stesso, che l'introdurre la discussione su questo testo aveva a che fare latamente col tema, come dire, del corso, aveva a che fare con un clima politico che stava probabilmente maturando. Cioè, agli occhi, io penso, dell'insegnante era come una risposta a esigenze espresse in maniera magari, non saprei dire come naturalmente, che però lui aveva percepito, e discutiamo di questo problema qua, perché è un problema attuale, che con la didattica del latino in sé non ha molto nesso, ma aveva naturalmente un legame molto stretto con il problema del diritto allo studio. Insomma. E questo tema del diritto allo studio io l'ho subito percepito come un tema importante. In fondo era il mio passato, cioè, non era così scontato che io, ripeto, questa è una considerazione a posteriori, potessi studiare, era semplicemente perché mia mamma e mio papà giorno per giorno avevano messo giù il biglietto mi ricordo una scena, ero al liceo, mia mamma mi mostra la carta da 10.000 lire, che era un quadrettone grande come un foglio A4, adesso o grosso modo siamo lì, e mi dice: questo lo metto via in una scatola a parte, perché c'era la distribuzione appunto mensile del budget, e dice: questo è per la tua università. E quindi, cioè,
il diritto allo studio mi era garantito non da qualcuno che venisse dall'esterno, ma dalla famiglia, quindi era un tema espresso in modalità strana, ma che io ho sentito subito come molto importante, insomma, cioè il fatto che tutti avessero il diritto di studiare, chi quantomeno aveva le capacità di farlo, insomma. E anche a chi non avesse avuto le capacità di farlo bisognava in qualche modo, il discorso di Don Milani poi che per me è passato subito, insomma. Il punto di partenza, può darsi che mi ricordi io, e che il tipo di discussione fosse anche su altro, verteva soprattutto sul diritto allo studio, che infatti era il problema da cui è nato un po' tutto, insomma. Però nello stesso tempo, con esso che poi sì, a posteriori posso averlo anche capito, ma lì per lì non capivo bene. L'altro problema era la guerra del Vietnam, che cosa c'entrasse il diritto allo studio con la guerra del Vietnam, questo è un altro discorso naturalmente, però anche quello è stato Quindi paradossalmente il diritto allo studio è postcolonialismo, insomma, ci siamo dal locale o dal nazionale al mondiale, insomma. E devo dire la verità che c'era un'attenzione anche in me a problemi di ordine mondiale, forse perché i giovani sono, come dire, sicuramente hanno una dimensione che va al di là semplicemente del quotidiano, ma quello che mi ha molto aiutato in questo campo, paradossalmente, è stata l'elezione di Giovanni XXIII. L'elezione della Papa di Giovanni XXIII, io provengo dal mondo cattolico, e Giovanni XXIII è stato subito un Papa che lì per lì assolutamente non mi sono accorto delle motivazioni, ma rispetto a Pio XII, cioè è come dire il conservatorismo, la prudenza tradizionale della Chiesa, questo Papa che ha una dimensione invece, c'era anche una dimensione internazionale anche quella volta, ma con un contesto del tutto nuovo e attento ai tempi. Poi c'è l'enciclica La Pacem in Terris, questa io mi ricordo di averla letta e commentata, per non parlare del concilio, insomma. E quindi, come dire, sì, diritto allo studio, ma la guerra al Vietnam rientra in questo contesto internazionale che io sicuramente respiravo grazie a questo tipo di apertura che c'era stata, sicuramente, non c'è dubbio che era così. Come valutavi il funzionamento dell'assemblea? Ci sembravano eterodirette, spontanee? Io devo dire la verità, giusto per far capire come ho vissuto io dopo il resto, gli anni post 67, diciamo, alla fine del 67 e gli 3 anni in cui sono rimasto all'università. Io sono stato spettatore, cioè non ho partecipato alle assemblee studentesche, se non, no, per dire la verità sì, qualche volta sono andato alle assemblee studentesche, devo dire la verità, ma il livello del dibattito e l'intensità del dibattito era tale per cui tutti a livello di piccoli gruppi discutevamo delle cose più disparate poi naturalmente. Io devo molto di più alla discussione con piccoli gruppi di compagni dell'università o compagni dell'università che alla partecipazione alle assemblee. Alla partecipazione alle assemblee io ho avuto subito la sensazione che, giusta o sbagliata che fosse, che ci fosse un'organizzazione che in qualche modo precostituiva anche l'esito delle assemblee stesse, mentre invece c'era una maggiore libertà nelle discussioni tra piccoli gruppi, insomma, tra singoli, tra singole persone, anche tu per tu, insomma, e dove la tua idea, giusta o sbagliata che fosse,
aveva un peso all'interno delle assemblee. Sì, è logico che fosse anche così, io non mi sarei mai sognato, non avrei mai osato intervenire, anche non avevo la forza, le competenze politiche, ideologiche, culturali anche per intervenire, non mi sarei mai sognato di farlo. Ma io intendevo la partecipazione proprio questo partecipare alle discussioni tra pochi, insomma. Cioè, davo per scontato che le assemblee dovessero essere preparate, cioè, nessuno poteva persuadermi che era una cosa in sé sbagliata, cioè in qualche modo riconoscevo che c'era la necessità che qualcuno, come dire, guidasse, qualcuno che io peraltro non conoscevo, naturalmente, se non così in maniera, io non ricordo i nomi dei leader di questa, che pur c'erano, naturalmente non può essere stato in maniera, non può essere stato diverso da così, ma ripeto, sì, sapevo e in qualche modo giustificavo, cioè il problema non era quello di giudicare, cioè non giudicavo in maniera negativa questo fatto qua, anche se mi riservavo in qualche modo la libertà di giudizio che potevo quindi esprimere in maniera più libera con i compagni. Insomma. Devo dire anche che rispetto all'occupazione a cui io non ho mai partecipato, non capivo la motivazione, non capivo, anche se, come dire, cioè, o meglio, capivo la motivazione nel senso della protesta, ma non vedevo che la protesta avesse un senso che potesse andare al di là della protesta stessa, insomma. Mentre invece probabilmente faceva parte di una strategia più ampia e lì per lì non l'ho percepita così, insomma. Neppure l'ho percepita in maniera, come dire, mi impediscono di fare le elezioni, cioè, capivo questo, cioè, di fronte a certi problemi la cui, come dire, trattazione veniva imposta giustamente, io ritenevo giustamente, questo mi portava a approvare il fatto che si rinunciasse insomma, a un momento della nostra istituzione, c'era sempre tempo. Tra l'altro io, mentre vivevo queste cose qua, ritenevo di imparare molto di più dalle discussioni e dal clima complessivo che non dalle elezioni. Le elezioni potevano anche aspettare, insomma, cioè nel senso che non... E naturalmente c'era l'accortezza che le occupazioni non impedissero lo svolgimento degli esami, cioè nel senso che l'occupazione finiva nel momento in cui, cioè c'era anche un rispetto nei confronti di quegli studenti che erano, insomma, tanti frequentavano, ma c'era anche qualcuno fuori sede che veniva lì e non voleva trovarsi l'università occupata nel momento in cui voleva concludere il suo percorso di studi e quindi c'era, come dire, insomma, gli organizzatori erano accorti insomma da questo punto di vista, erano attenti anche a questo tipo di esigenze, magari che pur, come dire, potevano anche contrastare quello che erano i principi, cioè di fatto era un atteggiamento molto pragmatico, insomma. I professori venivano tenuti fuori, cioè, nel senso che e si lamentavano naturalmente. E, devo dire la verità che io e altri come me, insomma, non vedevamo in maniera, come dire, negativa questo tener fuori gli insegnanti, cioè, noi avevamo capito benissimo, del resto insomma non occorreva un granché di tempo, non serviva granché di tempo per accorgersi di questo fatto qua, cioè le baronie esistevano, e come se esistevano insomma, e il potere di questi docenti qua non era semplicemente un potere così generico, era un potere reale. Può darsi che alla facoltà di lettere questo potere venisse esercitato in forme anche blande, eccetera, eccetera. Nelle facoltà scientifiche immagino che la cosa potesse avere dei risvolti molto più pesanti, per ovvie ragioni naturalmente, e quindi che da parte degli insegnanti ci sia stata una resistenza, un'opposizione anche dura, insomma, cioè fare il rettore in quel periodo lì non deve essere stata una cosa tanto simpatica, insomma. Anche perché c'era il problema, chiamiamo la polizia o non chiamiamo la polizia, che fino adesso non abbiamo citato. Lì i cosiddetti,
dico per semplificare, dopo lì la cosa è anche su questo termine si può anche discutere, insomma, i cosiddetti baroni erano sicuramente tutti contro. Che ci fosse qualche assistente, come si diceva, non so, penso che ormai il titolo non esista più, sotto sotto favorevole può anche essere, insomma, certo che io non li ho visti, insomma, ho percepito solo a lettere quantomeno, ripeto, nelle altre facoltà la cosa può essere andata anche diversamente, immagino, a lettere c'era questo fastidio, insomma, e anche devo dire la verità, non c'era solo fastidio, a essere sinceri, c'era il fatto che qualche docente universitario sicuramente aveva capito che anche dal punto di vista culturale, a parte dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista culturale, giravano idee molto diverse rispetto a quelle che erano dominanti nei cosiddetti baroni, insomma. Cioè si sentivano messi in discussione anche da un punto di vista più strettamente, come dire, quello che era la loro professionalità, cioè era in discussione anche la loro professionalità. Io ho avuto delle esperienze molto indirette, diciamo così, di questo fatto qua, ma c'era oserei dire, c'è un misto tra timore, perché poi, insomma, certe forme di violenza a Padova, almeno per quello che so io, non ci sono state cose clamorose, però insomma a Roma, Valle Giulia, eccetera, queste cose qua, le notizie giravano, insomma, quindi un certo timore c'era anche probabilmente fisico, ma io ho percepito anche un timore culturale. Qui c'è qualcuno che ribalta lo schema, ribalta le prospettive, sta cercando strade nuove che non sono assolutamente negative, queste sì, insomma, o almeno sono plausibili, ecco, se non, come dire, che non rientravano in quello che era lo schema, così, le idee dominanti, diciamo così, anche nelle singole materie. La sensazione mia è che la gran parte degli studenti capissero, però può darsi bene che sia una mia, come dire, il fatto che io estenda una sensazione mia anche ad altri, su questo io sicuramente, come dire, approvavo, anche se non partecipavo, ecco, insomma, e non mi lamentavo per il fatto che ho perso 5 ore di storia romana, per dire, insomma. Complessivamente, con quello strumento magico o imperfetto che è il senno di poi, che giudizio complessivo dai del 68? Sai che io sono imbarazzato a rispondere, dopo tento di rispondere, ma sono imbarazzato per un motivo, per questo motivo. A me piace, mi sono laureato in storia, mi piace la storia. Ho letto storia non solo antica ma moderna, contemporanea, eccetera, eccetera. Mi sono chiesto perché non ho mai affrontato il 68, cioè, cioè l'argomento 68, cosa è successo nel 68, io non l'ho mai affrontato, pur ci saranno ben dei libri, credo, insomma, ma ho pensato, ma scusa, cioè, voglio dire, come mai tu che hai vissuto il 68, che ti interessi della guerra dei 6 giorni nel 67, che ti interessi di quello che è successo dopo in Israele, che ti hai studiato la guerra del Vietnam, che leggi libri su libri, adesso, senza esagerare, ma insomma più di qualcuno ne ho letto, su argomenti di storia, sul muro di Berlino, perché sul 68 non ho mai, perché? Cioè, mi sono chiesto, ma perché non l'hai mai fatto questo, leggere qualcosa sul 68? E penso che sia stata una cosa in qualche modo tra il conscio e l'inconscio. Non l'ho mai fatto perché, per dire la verità, ho comprato una volta un libro, mi ha completamente deluso, non ho capito niente da questo libro qua, non ho tratto nessuna, come dire, indicazione utile almeno di riflessione. Perché avendo vissuto in termini
assolutamente positivi. Cioè, io mentre vivevo, cioè, non vedevo niente di negativo. Cioè, non, come dire, qualche eccesso così di violenza che era, sì, era una violenza che sempre di massa e comunque, oserei dire, composta, organizzata, insomma. E, per cui rispondere a questa domanda non mi è facile, insomma. Credo, dopo sì, insomma, una riflessione, ma confesso, tutto sommato, riconosco essere superficiale, nel campo dei diritti sicuramente il 68 è stata una grossa apertura, naturalmente siamo partiti dal diritto allo studio, ma poi sono venuti altri tipi di attenzione ad altri tipi di diritti, il diritto al lavoro, il diritto alla giusta paga, il diritto a chi lavora, per chi lavora aver riconosciuto un salario equo, adesso poi c'era la scala mobile in quel tempo, eccetera, un'attenzione ai problemi sociali, insomma che siamo in guerra fredda naturalmente, quindi c'erano dei potenziali nemici interni che poi non erano così, non erano probabilmente neppure così nemici, ma con cui dovevi, magari erano vissuti in qualche momento come tali, insomma. E, da questo punto di vista qua, il 68 ha svolto un ruolo importantissimo e poi dopo non ha fatto i conti con sì, probabilmente con quelle che erano le riforme necessarie, forse non era neanche nelle intenzioni, certamente non di qualcuno, insomma, ma una riflessione più attenta ai meccanismi anche della vita politica, della vita sociale. Nel 68 poteva sicuramente farlo, insomma, questo io credo di sì. Però confesso che è il mio 68, il 68 in generale non l'ho, cioè, meriterebbe un approfondimento che non farò mai più, perché non riuscirò a fare ormai. Se uno mi chiedesse, giudica il 68, io sarei in grossa difficoltà, nel senso che per me il 68 è stato un'occasione grandiosa nella mia vita, cioè è stata veramente un'opportunità che ho sfruttato e che mi è servito. Sono diventato cittadino, col 68 sono diventato cittadino. Quindi nel momento in cui io sono rientrato, diciamo, nel mio paese, perché poi sono rientrato nel mio paese, San Vito, eccetera, insegnato lì alle scuole medie, c'era questa idea qua: trasferiamo tutto quello che abbiamo imparato, non solo appunto attraverso le materie scolastiche, ma anche dal punto di vista politico, culturale, ideologico, mettiamolo anche così, lo trasferiamo alla scuola media. Adesso arriviamo, cioè il clima, almeno io l'ho vissuto così, adesso arriviamo noi e sistemiamo la scuola italiana. Non eravamo molto, come dire, eravamo un po' presuntuosi, io lo ero sicuramente, nel senso che non poteva essere che chi aveva vissuto un'esperienza così fosse, come dire, uguale a chi non l'aveva vissuta. Cioè io ero assolutamente conscio di aver vissuto un'esperienza per me assolutamente ineguagliabile e completamente positiva. Poi dopo ho capito che le cose erano molto più complicate, cioè. Ma il ritorno non è stato per niente un momento di finita l'isola, no, è stato un momento in cui, come dire, continuava il 68. Dicevi, allora un libro, Un film e una canzone. allora, il libro, no, scelgo sicuramente Lettere a una professoressa, non c'è dubbio. Avrei potuto anche scegliere, dico la verità, ma dal mio punto di vista è sicuramente meno significativo, L'uomo a una dimensione, che era il manuale del buon sessantottino, anche, come dire, poco partecipante alla lotta come me, però da un punto di vista così culturale, devo dire la verità che è quello che mi ha lasciato molto meno rispetto a Lettere a una professoressa, quindi non c'è dubbio che Lettere a una professoressa, poi ho fatto l'insegnante, figurarsi, insomma. Un film? Un film, allora,
io non sono particolarmente amante della cinematografia. Se però dovessi scegliere un film, e lo scelgo, sarebbe un film, è un film che credo sia stato girato prima del 68, anzi sono sicuro che è stato girato prima del 68, ma che io lo riferisco al 68, è che il Vangelo secondo Matteo di Pasolini. Secondo me quello è un film che anticipa il 68 in maniera molto meglio di altri film che ha fatto dopo Pasolini, devo dire la verità. Non so, ho questa sensazione, ma mi viene così da dire, mentre invece intorno a quel periodo là non ricordo nessun film così impattante come il Vangelo secondo Matteo di Pasolini. Una canzone? L'imbarazzo qua è ancora maggiore perché di musica proprio io sono sempre stato poco attento. Non saprei dare un titolo, però in quel periodo giravano delle canzoni politiche, tipo credo una fosse Contessa, sapesse Contessa, eccetera, eccetera, ma non necessariamente quella, c'era un tipo proprio di canzone, una scoperta anche di canzoni politiche che dal punto di vista musicale probabilmente hanno un poco significato, insomma, con un titolo faccio fatica a darlo, mentre invece mi ricordo il genere, insomma, ecco, questo sì. Anche perché poi questo tipo di canzoni, il testo di queste canzoni, io l'ho utilizzato insomma, con attenzione particolare, ma anche con un significato abbastanza pregnante dal mio punto di vista, nei primi anni di insegnamento, anzi per un lungo periodo, per un relativamente lungo periodo, quando ho potuto, ho utilizzato i testi di queste canzoni, contestualizzandole, dando un significato così particolare, insomma, sì, questi sì. E le domande finali sono quelle topiche, no? Che possono anche essere sganciate dal 68. Un libro, un film, una canzone. Dicevi, allora un libro, Un film e una canzone. Allora, il libro, no, scelgo sicuramente Lettere a una professoressa, non c'è dubbio. Avrei potuto anche scegliere, dico la verità, ma dal mio punto di vista è sicuramente meno significativo, L'uomo a una dimensione, che era il manuale del buon sessantottino, anche, come dire, poco partecipante alla lotta come me, però da un punto di vista così culturale, devo dire la verità che è quello che mi ha lasciato molto meno rispetto a Lettere a una professoressa, quindi non c'è dubbio che Lettere a una professoressa, poi ho fatto l'insegnante, figurarsi, insomma. Un film? Un film, allora, io non sono particolarmente amante della cinematografia. Se però dovessi scegliere un film, e lo scelgo, sarebbe un film, è un film che credo sia stato girato prima del 68, anzi sono sicuro che è stato girato prima del 68, ma che io lo riferisco al 68, è che il Vangelo secondo Matteo di Pasolini. Secondo me quello è un film che anticipa il 68 in maniera molto meglio di altri film che ha fatto dopo Pasolini, devo dire la verità. Non so, ho questa sensazione, ma mi viene così da dire, mentre invece intorno a quel periodo là non ricordo nessun film così impattante come il Vangelo secondo Matteo di Pasolini. Una canzone? L'imbarazzo qua è ancora maggiore perché di musica proprio io sono sempre stato poco attento. Non saprei dare un titolo, però in quel periodo giravano delle canzoni politiche,
tipo credo una fosse contessa, sapesse contessa, eccetera, eccetera, ma non necessariamente quella, c'era un tipo proprio di canzone, una scoperta anche di canzoni politiche che dal punto di vista musicale probabilmente hanno un poco significato, insomma, con un titolo faccio fatica a darlo, mentre invece mi ricordo il genere, insomma, ecco, questo sì. Anche perché poi questo tipo di canzoni, il testo di queste canzoni, io l'ho utilizzato insomma, con attenzione particolare, ma anche con un significato abbastanza pregnante dal mio punto di vista, nei primi anni di insegnamento, anzi per un lungo periodo, per un relativamente lungo periodo, quando ho potuto, ho utilizzato i testi di queste canzoni, contestualizzandole, dando un significato così particolare, insomma, sì, questi sì, quella canzone senza, non so dire i titoli.